Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima giravolta con la velocità da parte di Vaclav Lux che va subito a condurre nei confronti di Benvenuta DL, poi Copenhagen SM, quindi Zeus di Girifalco, poi ancora Calliope che precede Vasterbo Sky High, mentre è rimasto di fuori Bob Digan che retrocede. Se ne vanno 200 metri di corsa in 15,5 con Vaclav Lux all'avanguardia su Zeus di Girifalco nella sua scia. Prova a presentarsi Zeus di Girifalco che va a chiedere strada e sembra poterla ottenere dopo 400 metri di corsa in 31, comunque veloci. Passa Zeus di Girifalco su Vaclav Lux. Terza posizione per Benvenuta DL che precede Copenhagen SM, quindi Calliope, Vasterbo Sky High, Capta, Alabama Monroe, quindi Bob Digan alla retroguardia estrema. Numero 7, rimangono Batman Copenhagen Griff SM, squalificato. e quindi Attila Ross. C'è stata la rottura da parte di Copenhagen SM che così lascia in terza posizione Benvenuta DL a precedere Calliope. 1 minuto e 9 decimi per i primi 800 metri da parte di Zeus di Girifalco che prosegue in vantaggio su Vaclav Lux e Benvenuta DL, i primi tre bene avanti agli altri. Calliope segue quarta precedendo sempre Vasterbo Sky High, quindi Capta, poi Alabama Monroe, Bob Digan. Ultimo passaggio davanti alle tribune prima del traguardo con Zeus di Girifalco che continua ad amministrare il vantaggio, 1.32,8, frazione in 15,8 davanti alle tribune. Prova a muovere Vasterbo Sky High che sposta dalla quinta posizione anticipando le mosse di Capta e di Alabama Monroe. Dal parziale Vasterbo sulla curva di destra passata in 16, Zeus di Girifalco deve ora riallungare per parare l'affondo di Vasterbo Sky High, il quale si porta in scia Capta, poi Alabama Monroe. Quando siamo a 400 dalla conclusione, 2-3,5 il miglio di gara. Si viaggia sul piede l'1.17, Vasterbo Sky High che dopo aver dato il parziale inizia a retrocedere. Vaclav Lux si mantiene in scia, Zeus di Girifalco, poi Capta che sceglie le vie brevi, quindi Alabama Monroe all'ingresso della dirittura d'arrivo. Zeus di Girifalco per fatti propri, allunga disinvolto. Zeus di Girifalco che nel finale vince come vuole, mentre per il secondo posto Capta viene a battere Vaclav Lux. 29-2 a chiudere, 1.16,7 ragguaglio cronometrico. Vittoria di Zeus di Girifalco. Francesco Facci per Manlio Capanna, i colori di Caterina Dami. La vittoria dell'8 anni da Varennes in percorso di testa da netto favorito. Non tradisce le attese. Vince come vuole. Cuffino ancora bello fisso sulle orecchie. Scende l'occhiale di destra ma non per volontà di Francesco Facci. Vince come vuole. Zeus di Girifalco al secondo posto e Capta al terzo Vaclav Lux per concludere l'arrivo di questa seconda tris.